Si è svolta ieri ad Agrigento, presso la sede sociale, una riunione tecnica di alto spessore con il commissario Candì Matteo Trefoloni. Per l'occasione sono intervenuti alla riunione il vicepresidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti Sandro Morgana, quello della Lega Siciliana Ingegnere Santino Lopressi, gli organi tecnici nazionali Francesco Saia, Salvo Chipindi, il presidente del CRA Sicilia Michele Cavarretta e il suo vice Paolo Costa, i presidenti di sezione siciliani e gli arbitri a disposizione della Candì. A fare gli onori di casa il presidente della FIGC Dilettanti di Agrigento, professor Stefano Valenti, e il suo gruppo di dirigenti. Trefoloni si è soffermato sulle tematiche della categoria, le novità del settore, con un'attenta analisi anche sull'attuale stagione calcistica. Quando abitavo in Serie C ho frequentato per alcuni anni dei ragazzi che erano tuffatori, tuffo, qui si parla dal trampolino tradizionale, e mi raccontavano che avevano uno psicologo con il quale si preparavano al tuffo e mi raccontavano che si mettevano a occhi chiusi nella posizione in cui avrebbero dovuto saltare e per 50, 100, 200 volte ripetevano l'esercizio, perché quando arrivavano al momento di lanciarsi poi non c'era più la possibilità di tornare indietro, era quello il momento. Allora ragazzi, questo per un tuffatore è questo per l'arbitro. Quando l'arbitro dà il fischio di inizio a una partita non c'è più possibilità di tornare indietro. Intanto lunedì prossimo alle ore 18 presso la sede sociale della delegazione FIGC di Agrigento al Villaggio Mosè sarà presentata la quinta edizione dell'Almanacco. Presente il presidente Area Sud dottor Sandro Morgana, il presidente regionale Lopressi e il presidente provinciale Lega Dilettanti di Agrigento, il professor Stefano Valenti.